Buonasera a tutti, sono Ferdinando Gottardo e vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento di un ciclo di seminari che stiamo portando avanti con la Terlite sugli interventi, soprattutto su quello che è il patrimonio edilizio esistente. Il tema di oggi è quello ovviamente della tutela del patrimonio edilizio e della ristrutturazione e del restauro. Ci occuperemo in particolare di sistemi e soluzioni per gli interventi sui solai interpiano, quindi il rinforzo delle strutture orizzontali di vario tipo, quindi miste, solai in legno, legno calcestruzzo, legno laterocemento e altro, e vedremo anche i sistemi di consolidamento invece delle pareti, quindi delle strutture di elevazione in verticale, in muratura e di archi e volte. I relatori oggi saranno i due tecnici di la Terlite, in particolare in ordine di intervento saranno l'ingegner Maxim Barlit di la Terlite appunto, che tratterà la prima parte dedicata al consolidamento statico antisismico dei solai, e a seguire sarà l'intervento dell'ingegner Santiurso, sempre di la Terlite, che invece si occuperà di quello che è il consolidamento, dicevo, delle strutture in muratura e degli archi e delle volte. Come sempre, in tutti i nostri webinar potrete porre delle domande ai nostri relatori scrivendole nel pannello domande che solitamente si trova alla vostra destra nell'interfaccia di GoToWebinar, l'applicazione che utilizziamo in tutte queste iniziative online. Potete utilizzare il pannello, lo stesso che molti di voi stanno utilizzando per salutarci, e ricambio ovviamente i saluti e vi auguro un buon webinar. E utilizzate quel pannello per qualsiasi richiesta, chiarimenti, dubbi, domande vere e proprie, consigli su progetti o soluzioni che dovete implementare nei vostri interventi, e io vedrò di raccoglierle e porle poi alla fine del webinar ai nostri due relatori. E vi preannuncio anche che dopo il webinar riceverete una mail che vi inviterà a scaricare le slide che vedete proiettate, slide che potrete scaricare in formato PDF così da poter ritornare sugli argomenti. Bene, direi che attendiamo ancora qualche iscritto, ma visto che il tempo ormai è trascorso già un po', iniziamo dal primo intervento e quindi cedo parola e microfono a Maxim Barlet. Condivido anche lo schermo, così da vedere le slide. Perfetto. Ok, perfetto. Sì, vediamo tutto e puoi iniziare. Ok, grazie Ferdinando. Buonasera a tutti e benvenuti, sono ingegner Maxim Barlit, sono il funzionario tecnico della Toscana e Umbria per il gruppo La Terlite, quindi io mi occupo di assistenza tecnica sul territorio, appunto prettamente sul campo, quindi assistenza tecnica presso i vostri studi di progettazione, cantieri e promozione delle nostre soluzioni. Quindi con me oggi parleremo prevalentemente dei solai. Quindi sappiamo bene che da questo punto di vista l'Italia è diciamo un po' una nicchia a livello mondiale, perché ovviamente abbiamo molti edifici esistenti, quindi anche di pregio. Qui vi ho riportato semplicemente un rapido istogramma per quanto riguarda la distribuzione di questi edifici all'interno del nostro paese. Però quello che è importante notare è che il 57% del nostro patrimonio sono edifici in muratura, quindi capite bene il perché oggi parliamo appunto delle costruzioni in muratura, perché ovviamente è la più grande fetta del nostro patrimonio edilizio esistente. Se andiamo un attimo ad analizzare i dati, vedete che circa il 60% del patrimonio edilizio esistente è stato fatto, quindi è stato costruito prima di una legge sismica. Vedete qua la prima legge sismica uscì nel 1974. Effettivamente
capiamo anche il perché, diciamo, che oggi noi facciamo la stragrande, un numero, diciamo, molto elevato degli interventi sull'esistente e non il nuovo, perché appunto di spazio a disposizione ce n'è sempre meno, e quindi dobbiamo comunque intervenire e migliorare o adeguare addirittura le nostre strutture ai livelli di sicurezza di oggi. Quindi sostanzialmente adesso l'Italia è divisa in 4 zone sismiche, 1, 2, 3, 4, quindi dalla più pericolosa alla meno pericolosa, per cui anche gli interventi dovrebbero essere, diciamo, un po' più cospicui in zona 1 rispetto alla zona 4. Ok. Vi ho riportato anche qualche immagine così degli eventi passati, cioè qui se vedete sugli edifici di muratura possiamo avere diversi danni, ad esempio ribaltamenti di facciate, quindi oppure di distacchi d'angolo, vedete in questo caso qua diciamo si sono sfilate addirittura le travi del solaio con conseguente ribaltamento di facciata, quindi nell'immagine a destra la stessa cosa. Tra l'altro questi ribaltamenti possono essere anche cioè di intere facciate, per cui vedete qua ribaltamenti di intero frontone, oltre magari a ribaltamenti parziali. Comunque se andiamo ad analizzare queste foto capiamo bene che un punto fondamentale è questo, nel senso l'incrocio di pareti e solaio, ma anche, diciamo, il collegamento tra le pareti stesse. Quindi dobbiamo in qualche modo agire, avrete sicuramente parlato, avete sentito parlare di questo comportamento scatolare, quindi un edificio in muratura lavora bene quando ha questo comportamento scatolare, che vuol dire che quando abbiamo 4 pareti e un solaio rigido che riesce a ripartire la forza di piano, quindi di far lavorare le pareti appunto nel proprio piano. Quindi sostanzialmente com'è che si può intervenire a livello globale su un edificio in muratura? Possiamo intervenire ovviamente sia sulle pareti che sui solai. Diciamo delle prime 2 tecniche vi parlerà il mio collega, quindi sono interventi un po' diffusi come può essere intonaco armato, e altri interventi un po' diciamo più chirurgici come sistemi con le fibre in basso spessore, i materiali compositi. Però in generale, soprattutto negli edifici in muratura, posso intervenire anche sui solai, quindi formazione di diaframmi di piano, quello che vi dicevo, dobbiamo avere qualcosa in grado di ripartire la forza sismica e di trasferirla alle pareti, e anche dobbiamo garantire, diciamo, collegamenti efficaci sia parete-solaio che parete-parete. Per cui, come vi ho accennato prima, nella prima parte parleremo quindi dei solai, che hanno ovviamente un ruolo fondamentale perché devono innanzitutto sostenere i carichi verticali, quindi le persone, i mobili e così via, e ovviamente devono anche trasferire, come vi dicevo, la forza sismica alle pareti. Quindi capita spesso di intervenire appunto in fase di ristrutturazione, di riorganizzare tutti i collegamenti, e quindi vi faccio vedere un po' più avanti come lo si può fare. Tra l'altro il nostro patrimonio è molto vario, quindi possiamo trovare solai di varia natura, quindi legno, acciaio, calcestruzzo, questi solai particolari di tipo SAP, ma anche ovviamente le volte. E quindi le tecniche di intervento variano ovviamente anche in funzione del tipo del solaio. Quindi il solaio in legno lo potete trovare con semplice orditura oppure doppia orditura, solai in acciaio con voltine, tavelloni e così via. Poi diciamo i solai più moderni, che sono solai in laterocemento, per poi diciamo passare da solai di tipo SAP, che diciamo non ci sono in tutte le zone d'Italia, però ovviamente quando li trovate sono quelli più ostici da consolidare, quindi da intervenire, per poi diciamo finire con archi e volte. Ma perché devo intervenire sui solai? Come vi ho detto, visto che solai svolgono quel ruolo importantissimo di
resistere ai carichi verticali. Può darsi che col tempo, o comunque diciamo in fase di ristrutturazione, devo incrementare quindi i carichi, per cui diciamo mi serve un qualcosa che resista di più. Per cui in quel caso lì lo posso consolidare intervenendo dall'estradosso, quindi con un calcestruzzo e dei connettori, ma può darsi anche che questi solai presentano delle deformazioni eccessive, quindi se pensate magari ai solai in legno, questi magari su luci abbastanza grandi di 5 metri, 6 metri, potete trovarli anche imbarcati, quindi effettivamente è un qualcosa che non piace né dal punto di vista visivo, nel senso un solaio diciamo non mi dà tanta sicurezza, un solaio molto inflesso con addirittura degli stacchi di pavimento del battiscopa o addirittura delle rotture, quindi anche in questo caso qui dovrei intervenire per diminuire queste flessioni, quindi questa freccia del solaio, oppure potrebbe anche capitare di intervenire diciamo per migliorare le prestazioni termiche, come ad esempio l'inserimento magari di un isolante piuttosto che un impianto di riscaldamento a pavimento acustico, quindi dove si interviene con magari dei tappetini, quindi per la riduzione del rumore al calpestio, piuttosto che la resistenza al fuoco del solaio non è sufficiente, quindi dovrei in qualche modo incrementarla. Per cui parliamo della parte strutturale, com'è che posso intervenire? Come vi ho già accennato, in questo caso si interviene con un getto di calcestruzzo interconnesso con dei connettori alla parte sottostante, e come vedete qui è un esempio banale, nel senso il solaio oggi così com'è porta circa 90 kg, se aggiungessi semplicemente un getto di calcestruzzo aumenterei del 10% la prestazione del solaio, mentre utilizzando un sistema di connessione meccanica o chimica potrei in qualche modo diciamo, far collaborare il calcestruzzo alla parte sottostante, per cui vedete qua l'incremento effettivamente è molto più grande rispetto a fare semplicemente un getto non interconnesso. Ma perché questo? Perché quando la struttura, quando il getto non è connesso, in pratica il getto prende una parte dello sforzo, mentre la trave, diciamo, si spartiscano, diciamo così, lo sforzo in funzione della propria rigidezza, si dice. Quindi il calcestruzzo porterà un carico, la trave un altro carico. Mentre quando inseriamo questi connettorini, sostanzialmente abbiamo un comportamento monolitico, quindi sfruttiamo al massimo le resistenze e compressione del calcestruzzo e la capacità, diciamo, di resistenza a trazione della parte sottostante. Per cui con questi sistemi effettivamente riesco ad avere solai molto più prestazionali rispetto a come erano prima. Considerate anche che in tutti questi interventi di ristrutturazione è anche molto importante stare attenti alla massa dell'edificio, cioè quindi anche a tutta la stratigrafia che c'è in gioco, perché come sapete bene la forza sismica è una forza di massa, per cui più massa si aggiunge e più dobbiamo stare attenti. E di questa cosa qui noi ci siamo accorti sin dal 1926, dove sostanzialmente analizzando un po' gli eventi sismici passati abbiamo capito che appunto la forza sismica è una forza inerziale e quindi una casa diciamo in pietra sarà più soggetta al sisma rispetto a una casa in legno che è molto più leggera. Per cui in tutti gli interventi che noi facciamo sull'esistente appunto dobbiamo stare attenti ai materiali che utilizziamo, quindi anche alle masse in gioco. E tutto questo vale sia per quanto riguarda il calcestruzzo ma anche per gli strati sovrastanti. Ad esempio qua invece di quando facciamo un piccolo intervento di rifacimento del pavimento del massetto, semplicemente utilizzando un massetto leggero a base di argilla espansa possiamo risparmiare 50% di massa. In pratica qui vedete una soluzione tradizionale con un massetto sabbia e cemento per 10 cm di spessore avremo 200 kg al metro quadrato, una soluzione leggera in argilla espansa
permette di dimezzare il peso in questo caso. Lo stesso ovviamente vale per i calcestruzzi, quindi ci sono calcestruzzi tradizionali che pesano 2400 kg al metro cubo e calcestruzzi leggeri a partire da 1400 kg al metro cubo. Però questi numeri al metro cubo non rendono, nel senso che, vabbè, uno dice 2004, 1400, cosa vuoi che cambi? E invece qui vi ho riportato un esempio abbastanza banale, dove in una casa di 100 metri quadrati potrei utilizzare un calcestruzzo leggero che pesa 1500 e un calcestruzzo tradizionale che pesa 2004 in 5 cm di spessore, quindi per 100 metri quadrati, la differenza sono 4 tonnellate e mezzo, il che tradotto sono 2 fuoristrada. Quindi in realtà, qua anche per dare un po' di concretezza ai numeri, nel senso, vedete, semplicemente utilizzando un calcestruzzo leggero invece di un calcestruzzo tradizionale, considerate che abbiamo tolto 2 macchine dal nostro solaio, con ovviamente anche grandi benefici di resistenza delle fondazioni, che anche lì diciamo non sappiamo o magari diciamo non abbiamo indagato a fondo. Quindi l'utilizzo dei materiali leggeri in ristrutturazione è molto importante, più che indicato. Però ovviamente bisogna anche considerare gli strati soprastanti, cioè sarebbe inutile utilizzare un calcestruzzo che pesa 1400 e poi sopra fargli un massetto tradizionale sabbia e cemento da 2004 perché poi svanisce l'effetto di alleggerimento. Qua un altro esempio banale, quindi un edificio con 4 piani fuori terra dove la soluzione leggera, quindi 6 cm di un calcestruzzo 1400 e poi sopra un massetto leggero, a confronto con una soluzione pesante, quindi 6 cm di calcestruzzo pesante e 5 di massetto sabbia e cemento, sempre per 100 metri quadrati di solai abbiamo risparmiato circa 40% di carico in 40% di carico in fondazione, quindi 110 tonnellate. Considerate ovviamente sono numeri molto molto grandi, per cui saremo più sicuri utilizzando dei materiali più leggeri. Ma com'è che posso effettivamente intervenire sui miei solai? Come vi ho detto, in questi casi qua si interviene dall'estradosso con un getto di calcestruzzo e un sistema di connessione. I sistemi di connessione variano in funzione del tipo del solaio. Quello che abbiamo cercato di fare noi è un po' di uniformare un po' tutti i sistemi, quindi in questo caso qua troverete sempre un prisma e una vite che cambia in funzione del tipo del solaio. Che cosa succede? Nel caso del legno, intervenendo con questi sistemi con una vite inclinata a 45 gradi, abbiamo una resistenza e rigidenza più elevata del connettore rispetto a una classica vite o rispetto a una classica barra inghisata in verticale, perché comunque diciamo il funzionamento è diverso, perché la vite lavora anche estrazione e in questo caso qua fa meno rifollamento sul legno rispetto a una vite classica in verticale che lavora solo a taglio. Quindi in realtà questo sistema di connessione si può utilizzare sia diciamo sulla doppia orditura che sulla orditura semplice, quindi nel caso di quella semplice si va direttamente con una vite diciamo un po' più lunga che va a finire nella trave senza la necessità di forare o carotare il tavolato. Nel caso della doppia orditura invece potrei intervenire in due modi. Nel primo potrei diciamo, andare a consolidare l'orditura secondaria. Questo è il caso dove diciamo, abbiamo una trave di una sezione adeguata e diciamo, già molto prestazionale, quindi intervengo consolidando i travetti. Nell'altro caso invece quando la trave è sottostimata, in quel caso lì viene fatto un lavoro un po' più delicato, quindi si taglia l'orditura secondaria, si cassera, si interviene in corrispondenza della trave, vedete in questo modo qua, quindi poi si fa un cordolino in corrispondenza della trave per integrare, diciamo così, le armature e quindi si fa poi un unico oggetto per cui mi diventa una sezione resistente a T legno calcestruzzo, quindi grazie appunto a questi sistemi di connessione.
Nel caso dell'acciaio, quello che cambia è la vite, per cui non c'è più una vite a 45 gradi, però il funzionamento è molto simile, quindi utilizzo una vite autofilettante che viene fatta, diciamo, viene inserita all'interno del profilato e poi, diciamo, come sempre, rete elettrosaldata e il getto di calcestruzzo. Anche qua, diciamo, qualche foto di cantiere, vedete qua, in realtà questi connettori vengono un po' sfalsati per non indebolire un'unica parte del profilato, per cui, diciamo, si posizionano così a griglia di partenza, si posiziona la rete e si fa il getto. Nei solai in latero cemento il funzionamento è medesimo, ovviamente cambia la vite perché ci vuole una vite con caratteristiche diverse che si mette sempre con un preforo e la si fa a secco, per cui cosa succede? Dovrei individuare il travetto, quindi posizionare il connettore, fare un preforo e poi avvitare il connettore, quindi la vite. Però ovviamente questo lo posso fare quando c'è, diciamo, una certa dimensione del travetto, per far sì che si sviluppi il cono di rottura. Quindi si parla di 8 cm senza nei solai senza una soletta esistente, oppure 7 cm con una cappa da 2 cm. Poi che cosa può succedere? Può succedere che questo travetto o addirittura inesistente, se no, diciamo, non rispetta questi parametri. In quel caso lì possiamo utilizzare un connettore di tipo chimico, quindi questa è una resina epossidica bicomponente, vedete qua, che si utilizza appunto sull'estradosso del solaio, la si fa in maniera diffusa. In questo caso qua si incolla quindi il calcestruzzo nuovo alla parte sottostante, per cui questa è una soluzione che va bene per i solai di tipo SAP, dove ovviamente non c'è il travetto, ma anche per il classico laterocemento, qualora, diciamo, dobbiamo fare grandi superfici piuttosto che per qualche motivo abbiamo deciso che la soluzione meccanica, diciamo, può non andare bene. Quindi è un qualcosa che si può dare a mano, quindi a spruzzo, piuttosto, scusatemi, a rullo o a pennello, oppure per superfici un po' più grandi la si può anche spruzzare già direttamente sulla rete elettrosaldata. Quindi qual è la procedura? Considerate che essendo un incollaggio strutturale, quando vado a stendere questa superficie, cioè questa connessione, questo connettore, la superficie deve essere priva di polvere, ok? Per cui bisogna aspirare bene il solaio in superficie. Quindi essendo bicomponente si fa A più B, una volta che ho fatto A più B scatta la reazione chimica, quindi considerate che abbiamo un lasso di tempo aperto entro il quale bisogna stendere il connettore e poi sopra gettarli il calcestruzzo, perché ovviamente essendo una resina, essendo una colla, ha appunto queste tempistiche strette che variano in realtà molto in funzione della temperatura esterna, per cui quando siamo d'estate si parla di circa una mezz'oretta, 20 minuti, quando siamo d'inverno possiamo avere anche un'ora e mezza di tempo. Però considerate, per superfici grandi la si fa a pezzi, nel senso con A più B, che sono circa 10 kg in totale, se lo spruzzo posso fare 8 al massimo 10 metri quadrati. Per cui basta spruzzare la latta e poi sopra gettare il calcestruzzo. Per cui faccio A più B, anzi prima aspiro con aspirapolvere il supporto, faccio A più B, verso in questa lancia tramoge che è collegata a un compressore d'aria, per cui spruzzo la soluzione chimica e fresco su fresco, quindi getto il calcestruzzo diciamo nel modo tradizionale. Per cui in questo caso qua non avete più un connettore meccanico, ma avete un connettore chimico e quindi un incollaggio diffuso. Questa connessione, come vi ho detto, quindi
una volta che ho fatto A più B la devo, diciamo, spruzzare e la si spruzza su tutta la superficie e questo connettore ha questo color nocciola, per cui lo vedo anche a occhio nudo dove che l'ho spruzzato, per cui bisogna farlo in maniera diffusa, come vi dicevo, e poi fresco su fresco fargli il getto. Quindi queste sono le tecniche per il consolidamento dal punto di vista statico, per cui diciamo il solaio aumenta la sua portata. Però è molto importante anche organizzare il collegamento tra questo solaio e le pareti perimetrali, quindi le pareti portanti, perché come vi dicevo la nostra muratura si comporta in modo ottimale quando le nostre pareti lavorano nel proprio piano, ma questo è un meccanismo che si sviluppa grazie appunto al solaio, quindi che deve essere in grado di trasferire la forza orizzontale. Se vi ricordate le foto che vi avevo fatto vedere, appunto c'è stato uno sfilamento delle travi perché non c'era un collegamento adeguato tra solaio e parete. Quindi se poi noi abbiamo edifici pluripiano consideriamo il ribaltamento fuori piano della facciata, se non abbiamo un livello di collegamento adeguato, appunto abbiamo un ribaltamento composto, mentre in questa casa qua ovviamente spezziamo la luce. Per cui per evitare questo dobbiamo stare anche attenti al collegamento dei nostri solai alle nostre pareti. Per cui quello che noi abbiamo cercato di fare è un sistema molto semplice da mettere in opera, ma altrettanto efficace. Il sistema chiamato perimetro forte, dove ci sono questi connettori perimetrali che sono appoggiati in corrispondenza del solaio, poi c'è una dima a 45 gradi dove si fa passare la punta del trapano, quindi si soffia, si pulisce il foro, si mette l'ancorante e poi si mette questa barra filettata, zincata allo stesso modo, quindi che poi viene serrata, si mette la rete e poi si getta. Quindi è un sistema che vi permette di organizzare il collegamento, è un qualcosa che effettivamente dà un vincolo a livello di piano alle nostre pareti, perché ovviamente non sappiamo in che direzione arriva il sisma, quindi questo è un sistema effettivamente che riesce a cerchiare, quindi stanza per stanza, riesce di organizzare questo comportamento scatolare. Considerate, diciamo, questo è un caso dove abbiamo è un caso studio dove abbiamo calcolato il passo dei connettori perimetrali, dove in pratica all'inizio c'erano previste, considerate diverse catene in verticale ma anche in orizzontale. Considerate che questo è un intervento che lo si fa solo dall'interno, per cui non c'è bisogno di avere capochiave fuori o comunque un qualcosa che lo si fa in spessore del solaio. E considerato ovviamente che è un qualcosa che riesce a lavorare sia in direzione X che in direzione Y, quindi è un qualcosa effettivamente che riesce a organizzare il diaframma di piano. Mentre le catene, anche quelle, per far sì che funzionino, dovrebbero farli in entrambe le direzioni, ma non sempre le fanno. E quindi considerate che invece di fare tante catene, qua è stato possibile intervenire solo dall'interno, quindi senza far passare le catene a vista piuttosto che diciamo avere capochiavi in vista, abbiamo organizzato il collegamento stanza per stanza, quindi poi è stato tutto completato con un getto di calcestruzzo. Per cui sono a vostra disposizione per eventuali domande, qui trovate i miei riferimenti, io sono come vi ho detto il funzionario tecnico per Toscana in Umbria, grazie del vostro tempo, grazie della vostra attenzione, passo la parola ai miei colleghi. Benissimo, riserviamo le domande alla fine, così raggruppiamo un po' tutte le questioni e a questo punto lasciamo schermo e parola a Santi Urso, al quale assegno adesso la condivisione dello schermo. Puoi mettere a pieno schermo? Sì, perfetto.
Bene, e con Santi Urso, come detto, analizziamo invece quelle che sono le soluzioni di rinforzo con materiali compositi, in particolare per le murature e le volte. Aspetta, Santi, riattiviamo il tuo microfono. Ok. Perfetto, grazie mille Ferdinando. Buonasera a tutti anche da parte mia. Mi presento giusto velocemente, io sono l'ingegner Santiusso e faccio parte dell'ufficio tecnico di Laterlite. Ci occupiamo sostanzialmente di assistenza alla progettazione e oggi vi descriverò una serie di tecniche di rinforzo per le strutture in muratura che comprendono l'utilizzo dei materiali compositi. Faremo un brevissimo inquadramento e descrizione dei materiali compositi, dopodiché andremo a vedere l'inquadramento normativo con cui vengono utilizzati e progettati questi sistemi e infine andremo a vedere una serie di interventi che vengono effettuati proprio con questi materiali. Partiamo da una brevissima descrizione dei materiali compositi. Cosa sono in generale i materiali compositi? Sono dei materiali che vengono realizzati grazie alla collaborazione di più fasi. Più in particolare si avrà sempre una fase 1 che è rappresentata dal rinforzo, quindi in questo caso la fibra, e da una fase 2 che è la matrice, ovvero il materiale che ingloba la matrice e il rinforzo e che permette quindi la realizzazione del materiale composito. Le proprietà dei materiali compositi derivano e sono funzione ovviamente delle proprietà dei singoli costituenti, oltre che dalla loro geometria e dalla loro distribuzione. Questo non ci deve fare spaventare perché i materiali compositi vengono utilizzati nell'edilizia comune ormai da millenni, basti pensare al calcestruzzo armato o anche alla muratura, che sono l'esempio più banale di materiali compositi, in cui più componenti collaborando tra di loro vanno a formare un materiale che ha delle prestazioni finali che vengono progettate. Per quanto riguarda i materiali che vengono utilizzati per il rinforzo ordinario delle strutture sia in CA che in muratura, ovviamente tra i primi a essere stati sviluppati sono i sistemi FRP, ovvero i Fiber Reinforced Polymer, quei materiali che sono composti da un tessuto in fibra ad alte prestazioni, tendenzialmente le classiche fibre di carbonio, che vengono applicate sulla struttura e viene realizzato il materiale composito grazie a una matrice polimerica. La naturale evoluzione di questi sistemi FRP sono i sistemi FRCM, ovvero Fiber Reinforced Cementitious Matrix, ovvero dei materiali che sostituiscono il tessuto di carbonio con una rete sempre in fibra ad alte prestazioni. L'azienda Laterlite, più in particolare la divisione Ruregold, propone dei sistemi FRCM in fibra di PBO. Queste reti vengono immerse all'interno di una matrice cementizia che ha lo stesso ruolo della resina epossidica, solo ovviamente ha delle caratteristiche e dei vantaggi che sono molto più compatibili con i supporti sia di muratura che di calcestruzzo. Ci sono anche sistemi FRC, ovvero Fiber Reinforced Concrete, rappresentati da dei materiali, sono dei calcestruzzi, delle malte ad altissima resistenza, in cui al cui interno sono disperse delle fibre sottili, tendenzialmente sono delle fibre o polimeriche o delle fibre di acciaio, che offrono al materiale una resistenza a trazione che di per sé non possiede. E infine i sistemi CRM, che sono invece i Composite Reinforced Mortar, sono la naturale evoluzione del classico intonaco armato, quel sistema di rinforzo che veniva realizzato negli anni passati tramite una rete elettrosaldata e un betoncino per il rinforzo delle strutture in muratura. Per quanto riguarda i sistemi FRCM, torno un attimo sui due componenti, quindi una matrice inorganica che permette di inglobare una rete ad alte prestazioni, quali una rete in fibra di PPO. Quali sono i veri vantaggi dell'utilizzare questi sistemi? Il principale vantaggio di non dover aggiungere carichi alla struttura, oltre che la possibilità di poter progettare ad hoc in funzione delle diverse sollecitazioni, ovvero se io ho necessità di rinforzare solo a taglio un singolo paramento murario, ho la possibilità di fare quello specifico rinforzo senza però alterare
nella massa, nella rigidezza dell'elemento. Inoltre sono degli interventi che vengono realizzati in maniera del tutto veloce e semplice anche da una manodopera non specializzata. La possibilità di poter rimuovere l'intervento in quanto non si va a modificare il comportamento dell'elemento esistente. Sono degli interventi che non sono esteticamente invasivi, in quanto lo spessore complessivo di intervento varia tra gli 8 e i 10 mm, e inoltre non si va a variare neanche la geometria originale dell'elemento. Tutti questi vantaggi sono dei vantaggi che sono ampiamente documentati e sperimentati anche grazie a una serie di sperimentazioni effettuate nei laboratori, oltre che grazie all'iter di certificazione che la Laterlite ha avviato e ormai concluso, sono anche documentati in un report. Siamo proprio in attesa di ottenere il certificato di valutazione tecnica. Passo subito quindi all'inquadramento normativo. Questi materiali, come descritto dall'NTC, hanno la necessità di possedere un'ETA, cioè una marcatura CE sulla base di una valutazione tecnica europea, ovvero di un'ETA. In alternativa, per essere utilizzati, hanno la necessità di possedere un certificato di valutazione tecnica, ovvero un CVT. Cosa bisogna fare per ottenere un CVT? Bisogna effettuare una serie di prove sperimentali che vanno a testare le potenzialità di questi sistemi, e se le prove vengono superate, allora il materiale ottiene questa valutazione e quindi il progettista dovrà solo utilizzare i numeri di progettazione per poter rinforzare i propri elementi. Attualmente esiste una linea guida quindi di qualificazione pubblicata nel dicembre del 2018, una linea guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Esiste una linea guida di progettazione pubblicata sempre nel 2018 dal CNR, quindi è il documento DT 215. Perché la casellina dell'accettazione è ancora vuota? Perché attualmente nessun produttore ha ottenuto il certificato di valutazione tecnica e quindi c'è un decreto di proroga del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che permette ai produttori di commercializzare tali sistemi, a patto ovviamente che l'iter di qualificazione sia stato già ampiamente avviato e che siano presenti anche i primi risultati. Noi abbiamo concluso ormai un anno fa questo iter di qualificazione, siamo in attesa dell'ultima revisione, quindi che il Consiglio si riunisca per poter valutare la nostra documentazione, e a quel punto avremo anche noi avremo il certificato di valutazione tecnica. Per quanto riguarda invece i sistemi CRM, che come anticipato sono l'evoluzione dell'intonaco armato, qual è la principale differenza tra questi sistemi e il CRM? Che viene sostituita la rete elettrosaldata con una rete in materiale composito. Più in particolare la nostra azienda ha deciso di puntare sulle reti in fibra di vetro e propone due soluzioni per questi rinforzi. Questa rete deve essere collegata al paramento murario tramite dei connettori. In questo caso abbiamo ritenuto importante puntare su dei connettori eliquidali con acciaio inox, dei fazzoletti e una serie di altri accessori che devono essere prima ovviamente testati e poi utilizzati per il cantiere. Questo pacchetto deve essere inglobato all'interno di circa 3 cm di malta, e anche qui la nostra azienda propone diverse soluzioni in funzione della compatibilità chimica e meccanica del paramento su cui deve essere applicato questo sistema. Come si fanno a progettare questi sistemi? Attualmente la circolare esplicativa descrive tramite questa tabella tutte le prestazioni che le diverse tipologie di murature esprimono in funzione ovviamente del tipo di materiale e della tessitura. Cosa dice invece la circolare esplicativa? La circolare esplicativa propone degli interventi migliorativi standard che possono essere effettuati, il cui miglioramento può essere anche valutato grazie a un'ulteriore tabella in cui sono inseriti coefficienti migliorativi e più in particolare anche i coefficienti dell'intonaco armato. Garantisce quindi che questo sistema
raggiunga quelle prestazioni. Dal punto di vista normativo esiste una linea guida di qualificazione per quanto riguarda questi sistemi. Noi abbiamo scelto di percorrere un percorso europeo, passando quindi per l'ottenimento dell'ETA, della valutazione tecnica europea. Non esiste ancora però un documento unico di progettazione. Questo vuol dire che per utilizzare questi sistemi attualmente ci si può solo ricondurre alla tabella della circolare precedentemente mostrata. Cosa si dovrebbe fare o come si potrebbero dimensionare in modo corretto questi interventi? Bisognerebbe analizzare una sezione omogenea di muratura in cui viene applicato un materiale che ha delle prestazioni e anche una elasticità diversa, oltre che ad avere un'armatura intrinseca che permette quindi l'aggiunta di una resistenza a trazione che di per sé la muratura non possiede. Andiamo a vedere invece quali sono le diverse tipologie di intervento. Guardiamo un attimo come vengono applicati questi sistemi sulle murature. Per quanto riguarda i sistemi FRCM, in qualche slide fa vi ho detto che l'intervento completo consiste in circa 8-10 mm di spessore. Infatti, dopo una pulizia del supporto, quindi una demolizione dell'intonaco esistente e la rimozione di tutte le parti incoerenti, quello che si fa è andare a regolarizzare leggermente il supporto solo se è molto danneggiato, altrimenti non è necessario fare questa operazione. Bisogna ben inumidire il supporto proprio per garantire che la malta abbia una riserva di acqua da cui poter tirare in fase di indurimento, applicare un primo strato di malta nell'ordine di 3-5 mm, posare la rete, facendo attenzione a non spingerla all'interno della malta, ma solo lasciandola annegare nella malta, e infine un secondo strato di malta sempre dell'ordine di 3-5 mm. Per quanto riguarda i sistemi CRM, l'applicazione, le fasi lavorative iniziali sono molto simili, ovvero sempre la rimozione dell'intonaco esistente e la rimozione di tutte le parti incoerenti, oltre che al ricucimento delle varie zone degradate, inumidire bene il supporto, dopodiché bisogna posizionare la rete, posare i connettori, fissare i connettori con la rete e infine realizzare l'intonaco strutturale nell'ordine in questo caso dei 3-5 cm. Quindi capite bene che l'ordine di grandezza dell'intervento è molto diverso. Per questo motivo il primo sistema, i sistemi FRCM, vengono utilizzati e noi come azienda li proponiamo per interventi locali proprio perché non alterano né la massa né la rigidezza della struttura. I sistemi CRM di intonaco armato invece, lavorando con spessori molto più alti, alterano di gran lunga sia la massa che la rigidezza della struttura. Ciò vuol dire che è fortemente sconsigliato utilizzarli come interventi locali, perché andrebbero a modificare la rigidezza di pochi elementi e quindi andare a modificare il comportamento sismico dell'intera struttura. Quindi per evitare che nel rinforzare un elemento possa andare in crisi un altro elemento non rinforzato, è preferibile applicare questi sistemi in modo globale su tutta la struttura. E qui vediamo una serie di immagini in cui il nostro operatore andava a realizzare la prima parte dell'intonaco che poi doveva essere staggiato e regolarizzato, come si vede nell'ultima foto di destra. Per quanto riguarda invece le strutture voltate, sappiamo che esistono dei principali interventi che spesso vengono proposti in fase di progettazione. Principalmente quelli più diffusi sono l'inserimento delle catene per assorbire gli sforzi orizzontali trasferiti dall'arco, la realizzazione di contrafforti, di controvolti in CA o l'applicazione dei materiali compositi, la realizzazione di rinfianchi, di frenelli o di costoloni. Quindi queste sono bene o male le tecniche di rinforzo più utilizzate sulle strutture voltate. Mi concentro un attimo su queste due soluzioni che ho evidenziato in rosso, che sono le controvolte in CA e l'utilizzo dei materiali compositi, perché quello che succede spesso è che le controvolte in CA che sono state utilizzate molto, attualmente ancora vengono realizzate, spesso vanno a indurre un meccanismo di rottura che non viene
contemplato in fase di progettazione, ovvero quando noi realizziamo una controvolta in CA all'estradosso della struttura, quello che andiamo a fare è andare a inserire un elemento molto più rigido rispetto all'arco in sé, che in fase sismica ovviamente va ad assorbire tutti gli sforzi sismici, perché come sappiamo le tensioni migrano verso gli elementi più rigidi. Cosa succede però in questo caso? Che quello che si induce è uno stato di decompressione sull'arco che può andare a indurre uno scivolamento dei conci o addirittura una rottura per taglio. Questo ovviamente si manifesta quando la controvolta è molto spessa, quindi stiamo parlando di almeno 3, 4, 5 cm di controvolta, e viene realizzata con dei materiali molto rigidi, quindi con delle malte molto prestazionali. Questo è il motivo per cui per questi elementi voltati noi non proponiamo una soluzione con l'intonaco armato in alto spessore, ma preferiamo dedicarci a proporre delle soluzioni che non alterano il comportamento né statico né sismico della struttura mediante dei materiali compositi FRCM. Come andiamo a caratterizzare questo incremento? Sappiamo che di per sé la muratura non possiede una resistenza a trazione. Questo vuol dire che con questi materiali noi dobbiamo andare a conferire quella carenza di resistenza che di per sé il materiale non possiede. Un arco per natura cinematica raggiunge la crisi quando a causa dei carichi esistenti vengono a formarsi nell'arco 4 cerniere plastiche, ovvero 4 fessure. Se si formano queste 4 cerniere plastiche, allora l'arco non ha più capacità di assorbire gli sforzi e quindi collassa. Vediamo qui in questo video una sperimentazione in cui nel video di sinistra è stato testato un arco non rinforzato applicando una forza eccentrica rispetto alla sua luce, e quello che si vede è che si raggiunge un carico massimo, dopodiché la formazione delle varie fessure delle cerniere plastiche e il collasso dell'arco stesso. Vediamo invece cosa succede se sullo stesso arco applichiamo un sistema di rinforzo, in questo caso sia all'intradosso che all'estradosso sull'arco. Quello che succede è che l'arco assorbirà questi sforzi, però in questo caso non avrà la possibilità di far sviluppare delle fessure e quindi la formazione di quelle famose cerniere. La rottura che si manifesterà sarà quindi di tipo diverso. Come vedete c'è stata una rottura per taglio dai conci, proprio perché la rottura per flessione è stata del tutto evitata grazie a questi sistemi. In questa slide vi faccio vedere come, siccome queste prove sono state fatte sia valutando la combinazione estradosso più intradosso, sia la combinazione solo estradosso che quella solo intradosso. Se analizziamo i risultati della curva ottenuta con il rinforzo solo all'estradosso, vediamo come il carico ha raggiunto un incremento pari a quasi 5 volte il carico ottenuto per l'arco non rinforzato, oltre ad aver aggiunto un evidente ramo plastico e una riserva di spostamento non indifferente. E lo stesso si manifesta anche per la combinazione in cui il rinforzo è stato applicato solo all'intradosso. In questa combinazione è stato inserito anche, è stato valutato anche un rinforzo con un materiale sempre FRCM, però questa volta con una fibra di carbonio, quindi una rete di carbonio bidirezionale. Vediamo come con la rete di carbonio si è ottenuto un carico massimo che è tendenzialmente più alto rispetto a quello ottenuto con il PBO, considerando però che la percentuale di fibra di carbonio era nettamente più alta, stiamo parlando di 170 grammi contro una quarantina di grammi di rete di PBO, quindi comunque un ordine, cioè sono 4 volte la percentuale di fibra del PBO. Però quello che è il reale vantaggio dell'utilizzare un sistema FRCM in fibra di PBO è la riserva di spostamento che solo questa fibra possiede. Infatti vedete come la rottura dell'arco rinforzato con le fibre di carbonio ha raggiunto uno spostamento di circa 3 mm, mentre la rottura per l'arco rinforzato con le fibre di PBO ha raggiunto uno spostamento di circa 6 mm, quindi una riserva di spostamento non indifferente. Da cosa deriva questa riserva di spostamento?
In fase di qualificazione, per caratterizzare questi sistemi vengono effettuate delle prove di distacco dai supporti standard. Quando vengono effettuate queste prove di distacco, quello che si va a misurare è la forza, e in questo caso dividendo per l'area si ottiene lo sforzo, diviso e in ascissa otteniamo lo scorrimento della fibra dalla matrice. Come vediamo nell'ultimo tratto della curva, questa fibra non presenta un comportamento di tipo fragile. Cosa succede infatti dopo che ha raggiunto il carico massimo? Si ottiene una fase decrescente in cui il carico non riesce più a ottenere degli incrementi, però raggiunge infine un carico standard finale, quindi questo tratto finale che diventa costante, infatti viene chiamato in inglese cohesive branch, ovvero un ramo puramente coesivo, che permette quindi alla fibra di rimanere legata alla malta e di non presentare una rottura di tipo fragile. E in questa slide vediamo anche l'applicazione dei nostri sistemi FRCM sia per quanto riguarda le reti bidirezionali, sia per quanto riguarda le reti monodirezionali sulle strutture voltate, in questo caso su delle volte a botte. Per quanto riguarda invece gli ultimi tre interventi da effettuare sulle strutture voltate, sappiamo che si possono utilizzare anche delle tecniche più tradizionali quali la realizzazione di rinfianchi di frenelli o di costoloni, e in quest'ottica la Laterlite ha da poco sviluppato dei sistemi dei materiali base NHL, quali il betoncino NHL o la malta NHL, che sono stati sviluppati proprio nell'ottica di dover rinforzare queste strutture esistenti, mantenendo quindi una compatibilità chimica della calce e anche lavorando sulle prestazioni e cercando di ottenere dei materiali più, cioè meccanicamente più compatibili con il supporto in muratura. Quindi in questo caso, ovviamente in funzione della geometria e dei carichi che la volta deve assorbire, è possibile realizzare dei rinfianchi con un betoncino oppure con lo stesso materiale anche realizzare dei frenelli, con la malta realizzare dei costoloni che vanno a ampliare e a migliorare la resistenza a compressione della volta stessa. Completa il pacchetto ovviamente il sottofondo NHL che va a coprire e a riempire la volta ovviamente con un materiale alleggerito sempre a base leca, che permette quindi di avere una riserva di carico che io poi posso applicare sul solaio superiore. Io vi ringrazio per essere stati qui oggi, vi lascio in questa slide i miei contatti, vi ripeto, io faccio parte dell'ufficio tecnico, potete scrivere alla nostra mail calcolo.strutturale@lega.it per eventuali approfondimenti e per approfittare anche dell'assistenza alla progettazione che il nostro ufficio offre nel supportare il mondo dei tecnici della progettazione con questi sistemi compositi. Grazie ancora. Bene, siamo in orario e abbiamo spazio per finita l'esposizione, ma puoi lasciare, Santi, se vuoi, la slide finale per chi ha bisogno magari di contatti. Vi invieremo le slide della presentazione in formato PDF a breve, ma se qualcuno ha piacere eventualmente di avere i contatti direttamente, possiamo lasciare questa. Allora, abbiamo raccolto un po' di domande, potete continuare eventualmente a porre ancora questioni in questi minuti finali. Inizio da Santi Urso, visto che ha terminato per ultimo, siamo freschi di alcuni argomenti che ha trattato. Hai fatto vedere negli ultime slide gli interventi su volte. Ci chiede invece una professionista, ma nel caso di intervento su cupole, come si opera? Allora, anche sulle cupole possiamo proporre gli stessi interventi. Allora, invito intanto l'ingegnere a visionare il nostro quaderno tecnico che potrà trovare sul sito Ruregold, dove troverà anche una disposizione qualitativa delle fibre per il rinforzo di questo elemento. Più in particolare poi si possono effettuare diverse analisi, o un'analisi tridimensionale andando poi a analizzare le sezioni più sollecitate delle cupole,
oppure un'analisi semplificata andando a individuare magari un arco equivalente e a progettare il rinforzo su quella striscia di arco equivalente e poi ripeterlo su tutta la volta. E lo stesso vale anche per le altre tipologie di volte. Sempre parlando, immagino, di volte, visto che non è specificato, ci chiedono se avete già sperimentato o provato dei collegamenti fra intradosso ed estradosso. Allora, quando l'intervento è effettuato all'intradosso, in realtà i connettori sono quasi obbligatori, infatti la linea guida di progettazione li consiglia, in quanto quando l'intervento è all'estradosso, sulla fibra si realizza praticamente, si va a indurre una sorta di stato di tensione normale che diventa quasi uno stato di strappo della fibra. Per evitare, per assorbire questo stato di sollecitazione è necessario utilizzare dei connettori. Se abbiamo testato queste connessioni, no, nel senso che non abbiamo fatto delle prove specifiche, però abbiamo fatto delle prove specifiche sui connettori in sé, ovvero anche i connettori hanno seguito un loro iter di qualificazione, hanno infatti un'ETA e vengono anche inseriti all'interno dei sistemi FRCM sulle murature. E altra domanda invece che riguarda proprio i rinforzi FRCM, hanno bisogno di connessione? Hanno bisogno di connessione in alcuni casi, non sempre. Sempre la linea guida di progettazione suggerisce di utilizzare connettori quando l'intervento viene effettuato o solo su una delle due facce del paramento o quando viene effettuato su entrambe le facce di una muratura che è realizzata con un doppio paramento non connesso. Nel caso in cui io realizzo l'intervento su entrambe le facce di un paramento unico, allora non è necessario inserire i connettori. Alcune domande invece per l'ingegner Barlett riguardano la soluzione perimetro forte. Innanzitutto, come si determina il numero di elementi da inserire? Attiviamo il microfono. Eccoci, scusate. No, dicevo sostanzialmente il numero dei connettori dipende un po' dalla forza sismica di piano, quindi in funzione, diciamo, dell'edificio stesso. Quindi se volete calcolare un qualcosa di specifico, troverete anche lì la nostra guida sul sito della LECA, quindi potete effettivamente valutare e calcolare il passo. Dalla nostra esperienza risulta circa 2 connettori al metro, quindi all'incirca ogni 50 cm. E nel caso di murature in sasso e decoese, perimetro forte si può utilizzare e se sì, con quali accortezze? Sì, si può utilizzare anche in quel caso lì. Considerate che la barra, abbiamo 3 dimensioni di barra, quindi la barra in realtà un F12 B450C, come vi dicevo, che è filettata, quindi zincata. La lunghezza di questa barra può variare da 30 cm fino a 50 per passare da 70, quindi in quel caso lì si fa un foro e all'interno del foro va messa anche una calza, una bussola metallica per il controllo, diciamo, dell'ancorante chimico. Un professionista ci chiede se l'adozione di queste tecnologie innovative di un solaio incastrato e quindi rigido e molto poco elastico sia davvero sicura in caso di un eventuale rischio sismico. Cioè, ovviamente, diciamo, è un qualcosa che migliora la situazione, poi chiaro, non è che si può generalizzare sempre, bisogna valutare caso per caso. E nel caso delle volte, invece, come si collega il rinforzo al perimetro? Sì, si realizzano praticamente delle connessioni sempre con i fiocchi realizzate nella parte terminale della volta. Ok? E invece parlando dei sistemi CRM, ci chiede un partecipante, il CRM va abbinato
obbligatoriamente a un intonaco cementizio o anche intonaci con fibre naturali, ad esempio calce-canapa o altri di questo tipo? Sì, allora in sostanza il CRM per quanto riguarda la certificazione, per come è concepito dalla normativa, non è un sistema completo, quindi è possibile utilizzare diversi componenti che sono stati certificati. Quindi leggendo la normativa in questo senso è possibile utilizzare anche una matrice base calce. Infatti noi proponiamo anche delle soluzioni con delle malte base calce, più in particolare abbiamo anche una soluzione con una malta a base calce alleggerita, al cui interno infatti sono presente argilla espansa e che ha una notevole, diciamo una notevole differenza rispetto al peso delle malte più comunemente in commercio. E ritornando invece alle domande sul perimetro forte, qualcuno ci chiede come viene progettata e calcolata l'armatura perimetrale nel sistema perimetro forte. Quindi diciamo anche l'armatura perimetrale che si inserisce all'interno, diciamo tra i connettori perimetrali viene calcolato allo stesso modo, quindi in funzione della forza sismica di piano e in funzione quindi dell'edificio stesso. Per cui di solito vengono posizionati due F12, quindi un F12 da una parte e un F12 dall'altra. Considerate che questo vale per circa il 95% dei casi. Altra domanda. Un professionista chiede se in località in zona sismica 4, quindi a basso rischio, per il consolidamento di un solarium in legno, oltre ai connettori centro storico, è necessario porre in opera anche i connettori perimetrali? Cioè, ovviamente dipende sempre dall'edificio, però chiaro, un qualcosa che non ha un cordo, non ha un efficace collegamento, è bene farlo. Altra domanda, sempre per l'ingegner Ballit. La richiesta riguarda un edificio in muratura su un vespaio che ha subito flessioni in vari punti. La richiesta è un consiglio su come intervenire. Ma consiglio che vi do è cercare il vostro tecnico di zona e sentirlo, diciamo, con calma, quindi valutare un attimo la cosa. Però cioè, di solito noi magari rifacciamo il piano terra, quindi mettendo anche dell'argilla antirisalita di umidità e poi sopra fare magari un getto con il sistema anche il perimetro forte che è in grado di cerchiare un po' la casa, insomma. Per trovare eventualmente il funzionario di zona basta Sì, per trovare il funzionario di zona potete andare sul sito della Leca, quindi www.leca.it, in rete vendita troverete il funzionario tecnico di zona, quindi della vostra provincia. I prodotti che sono stati illustrati per l'alleggerimento dei solai hanno delle schede DOP? Allora, sì, diciamo, se poi andate sul sito troverete tutte le schede tecniche, le schede di sicurezza e DOP. Domanda invece sul sistema CRM con una rete in fibra di vetro. Quindi un sistema CRM con una rete in fibra di vetro, connettori e fazzoletti può essere utilizzato per il rinforzo di una muratura di 30 cm di spessore, realizzata però in blocchi cavi di cemento, tipo Chioni, immagino siano quei blocchi con due grossi fori. Sì, sì, può essere applicato anche su questi supporti. Quindi anche che presentano forature consistenti, diciamo. Sì, l'importante per il sistema CRM è garantire la connessione trasversale, quindi è necessario sempre, in tutti i casi, applicare i connettori con un numero variabile tra i 3 e i 5 connettori al metro quadro e utilizzare tutti gli accessori che compongono il sistema, ovvero il fazzoletto, l'angolare, la rete e infine la malta. Un'altra domanda che ci fa invece un partecipante è
ci scrive, le reti in GFRP di fibra, Netchimia, si comportano bene in fatto di durabilità con il LECA calcestruzzo 1600 e con il betoncino preconfezionato? Stiamo paragonando un calcestruzzo a una rete. Per quanto riguarda la rete, il confronto ovviamente sì, fanno parte della stessa famiglia di reti, quindi sono delle reti in fibra di vetro impregnate con delle resine. Ma secondo me la domanda è riferita a queste reti all'interno del getto. Sì, credo anch'io. Sì, comunque se vengono utilizzati con delle malte sia a base NHL sia a base cemento, sì, vanno bene anche per i calcestruzzi, quindi penso, forse in questo caso le voleva utilizzare in sostituzione di una rete elettrosaldata, immagino, per un solaio. Penso, cioè comunque sì, non hanno problemi di durabilità in questa applicazione. Altra domanda riguarda solai con voltine in mattoni a foglio e putarelle in ferro, purtroppo ci scrivono anche arrugginite. Non volendo intervenire all'estradosso, la richiesta è consigliabile utilizzare il materiale composito all'intradosso per migliorare il comportamento antisismico? Non questi materiali compositi, spesso vengono utilizzati gli FRP sull'acciaio. Allora, se l'acciaio però è un po' degradato, non sono comunque la soluzione migliore, perché gli FRP comunque risentono molto delle imperfezioni superficiali, quindi in questo caso sarebbe il caso comunque di intervenire sulla putrella, facendo qualche intervento o magari saldando qualche piatto per inspessire sia le ali sia l'anima. Eventualmente sì, magari su una superficie più regolare si può applicare l'FRP, in particolare le lamine. Benissimo. Allora, credo che abbiamo risposto a tutto, è arrivata la precisazione anche se la richiesta era corretta, quella sulle reti annegate all'interno delle... E allora confermo che non si presentano problemi di durabilità. Ottimo. Allora, abbiamo sforato di un quarto d'ora, ma abbiamo risposto, credo, a tutte le domande. Se avete ancora qualche richiesta, eccola qui, è il momento di farla prima della chiusura. Anche questa riguarda solai, ma in questo caso di copertura in laterocemento costituiti da travetti in precompresso, montati ovviamente lungo la pendenza, quindi spingenti, e tabelloni. È possibile intervenire con i collegamenti metallici e cordolo di piano con fasce? No, diciamo in quel caso lì, per migliorare un po' la situazione, si potrebbe fare il connettore chimico e un getto di calcestruzzo, ad esempio il 1400. E poi ovviamente, diciamo, se il tetto è spingente a capanna, di aggiungere anche qualche fascia da fuori utilizzando i compositi. Bene. A questo punto io vi ricordo che le slide che avete visto le riceverete a breve via mail, vi invieremo una mail con le istruzioni per fare il download di queste presentazioni, lì avrete ulteriormente i riferimenti dei tecnici LECA, ai quali eventualmente porre domande anche dopo il webinar. Vi posto un link se volete essere con noi anche nei prossimi webinar. Avremo un altro appuntamento con il ciclo di webinar dedicato all'ECA lateralite a novembre, ma potete dare un'occhiata al calendario dove implementiamo continuamente tutti i webinar. Al link che vi ho postato troverete appunto il calendario continuamente aggiornato. A questo punto ringrazio tutti voi per l'attenzione, per essere rimasti con noi e ringrazio ovviamente Maxim Barlit e Santi Urso e vi auguro una buona serata. Una buona serata a tutti. Grazie a e tutti, grazie. arrivederci.